Sì, Treviso in finale, però ne hai imparate tante anche stasera, sei stato bravo come al solito. Sì, ognuno dà il proprio contributo, io do il mio. Sono contento di non aver preso gol e soprattutto sono contento di aver passato il turno perché ce lo meritiamo. Abbiamo fatto una stagione travagliata, ma avevamo un obiettivo che era vincere una delle due competizioni. Siamo ancora in corsa per il campionato perché finché la matematica non ci condanna noi fino alla fine ci proveremo. Siamo in finale di Coppa, abbiamo un mese per prepararla come si deve, ora pensiamo a domenica e pian piano, un passo per volta, lo diciamo sempre tra di noi, quindi un passo per volta. Senti, tu dalla porta come l'hai vista la partita? Un bel Treviso oggi tutto sommato, anche nonostante le difficoltà iniziali, perché magari il Camisano doveva farlo un pochino lui la partita. Sì, ma io ti dico che faccio i complimenti veramente alla squadra avversaria perché nonostante so che è una classifica un po' deficitaria dall'altra parte, io ho visto un'ottima squadra che non ti fa giocare, ben organizzata, merito all'allenatore loro perché secondo me è veramente un'ottima compagine. Noi siamo stati bravi a fare la nostra partita, sapevamo che dovevamo soffrire, siamo stati bravi a soffrire nei momenti giusti e venire fuori quando era il momento, siamo veramente contenti. Senti, facciamo una battuta, qui dietro c'è Guercilena, magari non parla benissimo l'italiano, però parlano bene i suoi piedi. Sì, sono venuto qua a parlare, ma se lo meritava sicuramente più lui, ha fatto la differenza. Un aneddoto, io e lui viviamo insieme e io ho detto prima della partita, ascolta, fai una cosa, a un certo punto dribbla tutti e fai gol. Ma ha preso la lettera. È un giocatore straordinario, ci fa sempre la differenza, sai sempre che può nascere qualcosa di importante dai suoi piedi. José parlano i piedi, te parlano le mani, che paratone hai fatto sul loro 11? Bene, ho visto che rimbalzava, lui stava caricando il tiro, ho recuperato un po' la porta perché quelle palle di solito ti possono fare gol solo se ti spiovano all'indietro. Meno male, è andata bene, l'ho presa e bene dai, l'importante è quello. Senti Danilo, tornando invece al campionato domenica, quindi siete ancora più gasati insomma, per questo appuntamento importante contro il Silea? Sì, assolutamente, come ogni domenica noi andiamo in campo per fare i 3 punti, per imporre il nostro gioco e daremo il 110% come abbiamo fatto sempre. Tutti insieme proveremo a vincere una partita dopo l'altra e faremo i conti alla fine. Finché, ripeto, finché la matematica non ci condanna, noi il campionato proveremo a vincerlo fino alla fine. Poi se dovremmo arrivare terzi, secondi, primi o quarti lo dirà il finale di campionato. Per ora siamo sul pezzo. Allora ci vediamo domenica al tennis, intanto in finale poi. Sì, venite tutti al tennis, dateci una mano. Ciao.